La notizia ci ha colti davvero di sorpresa. All'inizio davvero non volevo neanche crederci. Certo sapevamo delle condizioni di salute, le abbiamo visti tutti di Papa Francesco, ma che fosse una cosa così repentina davvero non me lo aspettavo e penso che non se lo aspettasse nessuno. Non nasconde il suo sgomento Monsignor Michele Tomasi, che nel giorno del dolore dà voce alla Chiesa trevigiana. Migliaia i fedeli che hanno saputo della morte di Papa Francesco nel corso delle celebrazioni del lunedì dell'Angelo. Tanti si sono raccolti in preghiera, anche in Duomo. Tutte le chiese della diocesi hanno suonato le campane a lutto, a Treviso i rintocchi poco prima del mezzogiorno. Un uomo di verità, di giustizia e in questo periodo così travagliato, davvero uno dei pochi uomini davvero di pace che ha illuminato un mondo buio. Luce che Francesco ha portato anche in Veneto. Soltanto l'anno scorso 2 le visite pastorali, la prima a Venezia il 28 aprile, poi a Verona il 18 maggio. Sono stati momenti davvero di gioia dove abbiamo sentito la sua vicinanza, la sua attenzione alle persone in carcere, ai poveri, alle profezie di pace e a questa nostra terra veneta che ha saputo accoglierlo con grande affetto. Non manca un ricordo personale, semplice ma evocativo, la visita dei cresimati trevigiani in Vaticano. Quella volta che mi ha detto di girarmi verso i cresimati che gridavano in piazza per salutare lui e me e mi ha detto, a me un po' imbarazzato, chiamavano il mio nome e lui ha detto girati e salutali che ti vogliono bene. Lui aveva questo grande istinto di coprire e di scoprire il bene nelle persone. Parole ma soprattutto azioni che adesso per Monsignor Tomasi devono diventare insegnamenti. Papa Francesco ci ha insegnato fino alla fine con la sua dedizione, con la sua fragilità e con la sua dedizione, l'abbiamo visto ancora in Piazza San Pietro proprio ieri, ci ha insegnato a sperare contro ogni speranza e a credere che in Gesù Cristo risorto la vita è più forte della morte. Ecco, questo messaggio della Pasqua risuoni ancora più credibile, ancora più vivo in questo momento di tristezza.